Buongiorno al sugo nero dei Nebrodi. Pappardelle, funghi e porchetta. Veniteci a trovare. Le cosce del maiale, originali. Qui abbiamo le nostre tagliatelle col fungo porcino. E qui abbiamo i nostri maccheroni fatti a mano da noi. Vi aspettiamo per Ciao vedere ragazzi, questi vi aspettiamo. sapori. Tra panorami mozzafiato continuano i sapori. La salsiccia, sempre di suino nero dei Nebrodi, e le puntine. Il re dei nostri Nebrodi. Tutta roba che mi piace. Ho fatto tantissimi acquisti. A Cesarò per la saga del suino nero dei Nebrodi. Si aspetta anche buon cibo, buona frutta locale. Vi invogliamo a venire perché si è sempre fatta eccezionalmente alla grande. Alla sagra troverete anche la salsiccia fresca di suino nero dei Nebrodi. Guardate che specialità, porchetta di suino nero. Vi aspettiamo a Cesarò, ciao! E poi passiamo ai saluti, sempre fatti dalla nostra macelleria produzione propria. Questa roba è siciliana, questo è l'olio di Torino. Buonissimo, fa bene al cuore e fa bene a tutti. Stiamo preparando la porchetta di maialino nero con i vari aromi fra funghi porcini e tutto il resto, le pappardelle con funghi porcini e i maccheroni con il ragù di suino nero. Davvero non manca nulla qui a Cesarò. Andiamo! Ed ecco uno dei doni dei nostri boschi, dei boschi dei Nebrodi. Ed assistere anche alla preparazione dei formaggi dal vivo, che grande emozione. Poi quando le giovani generazioni si uniscono, l'emozione è amplificata. Davvero un viaggio straordinario quello a Cesarò, che inizia col taglio del nastro. Buongiorno, al via oggi la 24esima edizione della sagra del suino nero e del fungo porcino. È una manifestazione importantissima per il nostro territorio e per il nostro paese. Quanti sapori vi saranno oggi? Ce ne saranno tantissimi, ma i protagonisti sono appunto il suino nero dei Nebrodi, che è una razza coltivata all'interno del parco dei Nebrodi, e il fungo porcino. Benvenuti a Cesarò, la sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi. Ci siamo e vi aspettiamo la prossima settimana. Tanti stand, oggi è la prima giornata e veramente già si registra un numero notevole di presenze. Siamo veramente soddisfatti e felici. Qual è il punto di forza di questo evento? Il punto di forza di questo evento sono i miei commercianti, che ringrazio tantissimo perché sono proprio loro, sono i produttori locali che la spingono e con la loro presenza riescono a garantirla tutti gli anni. Il prossimo fine settimana degustare il fungo, che quest'anno non sempre è scontato avere il fungo, invece quest'anno le condizioni climatiche sono state favorevoli e abbiamo anche i funghi. E allora invitiamo tutti? Vi invitiamo la prossima settimana, vi invito la prossima settimana, vi aspetto alla sagra del fungo porcino e del suino nero di Cesarò.